Nel campionato di promozione Girone D, l'Agregas vince di misura con il Noto, ottiene 3 punti importanti per la propria classifica e quindi mantiene la vetta pur se in compagnia delle Priolo e Gargallo. Gara che si era messa in salita per la compagine dei Templi per un mani in aria che l'arbitro puniva con un calcio di rigore in favore del Noto e trasformato da Miraglia al 18° del primo tempo. L'Acregas non si scompone, attacca a testa bassa, mancando di poco il pari che arriva al 41° su penalty per atterramento in aria del fantasista Jama. Lo stesso argentino dal dischetto supera il portiere Ibleo. Con questo risultato si va a riposo e al rientro in campo al 55° un veloce contropiede di Tripoli permette all'Agregas di segnare la rete della vittoria. La gara si fa sempre più combattuta e in un duro scontro di gioco il difensore e ospite di Dio viene espulso. Domenica prossima si gioca la quarta di andata a Sommatino contro la Sommatinese che è allenata dal tecnico agrigentino Mauro Micichè. Si assottiglia così la vetta della classifica di promozione Girone D, che da questa giornata vede capolista semplicemente due sole squadre, Acregas e Priolo Gargallo. Tutto questo in quanto lo Scordia è stato fermato in casa dal Serra di Falco, mentre il Santa Croce Soccer è stato sconfitto nello scontro diretto interno dal Priolo. Vince a Gela la sommatinese del tecnico Mauro Micichè che proprio domenica prossima affronterà tra le mura amiche l'Acregas. Il prossimo turno il Priolo ospiterà lo Scordia, attualmente in seconda posizione. Nel girone A di promozione, dove sono presenti ben 4 squadre agrigentine, si sono registrati 2 sconfitte e 2 pareggi. I 2 pari che hanno interessato l'Aragona d'Aspra per 3-3 e il Gemini a Mazzara per 0-0 sono da ritenersi positivi in quanto ottenuti fuori casa e contro avversarie molto organizzate. Lo stesso non si può dire per il Casteltermine che cede in casa 0-1 con il club Palermo e la Margheritese che a Salemi pesca un 2-0. In sintesi, con il pari di Mazzara, il Gemini mantiene la vetta della classifica con lo stesso Mazzara e Partinico. L'Aragona si mantiene a 2 punti dalla vetta, mentre Margheritese e Casteltermini si ritrovano nella parte centrale della graduatoria. Nel prossimo turno si preannuncia grande battaglia per l'Aragona in casa con il Mazzara. Il Gemini gioca il derby interno con i cugini del Casteltermini. Infine la Margheritese ritorna in casa contro il Valderice. Oggi, da quando abbiamo iniziato, forse è la prestazione più bella e più importante che abbiamo fatto, perché incontravamo una squadra tosta, lo sapevamo, in settimana la partita l'avevamo preparata così, per cui essere andati sotto sull'unica situazione in cui loro hanno superato il centrocampo diventava difficile. Poi il primo tempo è stato troppo spezzettato, ma era anche giusto così, loro facevano il loro gioco, ci mancherebbe. Oggi siamo stati superlativi, devo fare complimenti ai ragazzi perché non era facile, abbiamo giocato a calcio, abbiamo creato tantissimo, creato situazioni importanti, per cui sono soddisfatto, sono contento per i ragazzi, per il pubblico, per la società, per i sacrifici che stiamo facendo. È un campionato duro, chi incontra l'Agregas è chiaro che farà sempre la partita della vita, come è giusto che sia, e noi dobbiamo sempre farci trovare pronti. Possiamo dire che Ragusa e Noto sono forse gli avversari più difficili di questa avvio di campionato, ovviamente tutte e due in casa. Sono squadre che hanno fatto la categoria tanto tempo, che hanno giocatori di categoria, anche oggi ce n'erano tanti che li ho allenati, addirittura qualcuno avevo pure fatto esordire io tanto tempo fa a Modica. Cioè, è chiaro che loro hanno un trattamento importante, veloce alla categoria. Però ti ripeto, io non devo guardare quelle che sono, io devo dire che la nostra squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista, all'atletico, a livello tattico, oggi abbiamo palleggiato di più e sono arrivati 3 punti fondamentali. Questa è un'Acregas che non ha perso mai la testa sotto di un gol, un'Acregas che sa soffrire. L'Agregas deve soffrire, deve saper soffrire e poi è chiaro che in 100 minuti può accadere di tutto, tu la testa non la devi perdere, il primo tempo c'era anche un po' di nervosismo, ma ti ripeto, è giusto che sia così, il gioco era spezzettato,
La cosa fondamentale è che siamo stati sempre lucidi, sereni, tranquilli. Quando c'era da buttare la palla in tribuna l'abbiamo fatto, quando c'era da giocare abbiamo giocato. Sono soddisfatto soprattutto dell'atteggiamento della squadra. La partita ovviamente l'ho sentita perché, devo dire la verità, non l'abbiamo dominata. A me il calcio mi piace per questo, perché, perché lo devi vivere, devi avere la passione, devi avere come dire, il battito che pigli un altro gol, però alla fine, lo dico sempre, abbiamo fatto un gol in più dell'avversario, che tra l'altro era un avversario abbastanza tosto, però a noi serve vincere, non dominare. Noi oggi l'abbiamo fatto e credo che ancora una volta è la terza vittoria consecutiva, quindi dico, sono contentissimo e in casa ragazzi siamo tutti soddisfatti. Come si sta in testa al campionato, Presidente? Come si sta? Si sta che devi stare sempre attento, perché nessuno ti regala la vittoria, l'avete visto oggi con il Noto, cioè, non è che sono venuti qui per dire ok, voi siete là ragazzi, prego, nessuno ti dice questo, la vittoria si deve strappare, si deve volere, si deve prendere con le unghie, e noi questo abbiamo fatto oggi, quindi si sta bene perché noi ci abbiamo creduto a questa squadra, ci crediamo e vogliamo stare in testa. Presidente, inizio dei lavori all'Esteneto, l'Akragas dove si allenerà, dove giocherà in casa? Allora noi ci alleniamo in un altro campo perché rispettiamo il mando erboso e ci alleniamo da Fontanella, noi ci alleniamo a Fontanella, giocheremo, ora vedremo insomma anche con questi lavori come poter soddisfare la voglia di avere lavori con la voglia di giocare all'Esteneto, e credo che sia una cosa che si possa anche conciliare, perché i lavori consistono, a quanto io ne posso sapere, non solo con i 4 fari, ma ci sono anche altri lavori, diciamo, che fanno parte degli spogliatoi della tribuna, e quindi penso che noi potremmo ancora giocare all'Esteneto. Ma a porte aperte o a porte chiuse? A porte aperte. Questo è tutto poi si vede. Però è tutto da capire nei prossimi giorni. Compatibilmente col cantiere.